Credo che deluderò molte persone oggi, perché io non mi candido a sindaco della città di Venezia. Io mi candido a sindaco di Mestre, di Marghera, di Zelarino, di Favaro, di Malcontenta, del Lido, di Torcello, di Murano, di Burano. Cioè il sindaco della città, il sindaco dei miei cittadini, dei miei amici. Io non sono di centrodestra, cioè possono dire quello che vogliono, cioè i partiti dicono quello che vogliono, io non sono di centrodestra, io sono un cittadino veneziano, non ho mai avuto una testa in vita mia, io non ho mai mangiato di politica e vi garantisco che non mangerò di politica, anzi faccio proprio in questo caso, prima non l'ho detto, dirò subito che io non percepirò uno stipendio, cioè il mio stipendio che per obbligo di legge lo verrà preso, lo devolverò a un fondo specifico per darlo ai casi sociali, quelli del comune più urgenti eccetera, non vorrò una lira da questo comune. Parto per vincere, di solito questo è l'obiettivo è quello di rilanciare Venezia. Io ho cercato di spiegare che non mi hanno convinto le proposte in campo, non sono convinto che ci sia bisogno di ancora rassegnazione o piagnisteo o difesa di interessi. Io voglio precisarlo subito, non ho nessun accordo vincolante con nessun partito, ma sono aperto a qualsiasi partito, a qualsiasi lista, ma stanno dietro. Davanti ci sono io con la mia faccia, la mia storia e non sarò secondo a nessuno, non ho nessun veto, non accetterò nessun veto. Chi ci sta, chi non ci sta, non ci sta. Venezia deve vincere. Faranno la corsa a candidarmi tutti quanti, mi fa piacere, li ringrazio della fiducia, ho parlato, concordo, confermo, ho parlato con Brunetto, ho parlato anche con Berlusconi, ma ho parlato anche con tanta altra gente che siccome non mi ha autorizzato non dico. Venezia ha tanti amici nel mondo e in Italia e io credo di poter essere, che sia giusto, che tutti possano farlo. Anche dal governo mi aspetto che qualcuno mi aiuti, adesso oppure dopo, non importa, Venezia non sarà isolata, non deve essere isolata. Racconteremo come le persone che lavorano in effetti hanno degli interessi, poi che diventino un conflitto è quando uno diventa sindaco, allora vedremo quelli che potranno non essere. Ho detto prima, lo dico di nuovo pubblicamente alle televisioni, che proprio per questa mia candidatura non aspetterò di essere sindaco, ma già da domani, io così sarà la notizia bella per la regata di regatanti domani dell'isola di Poveglia, io ritirerò il mio ricorso a Poveglia, chiederò da sindaco, comunque lo farò anche socialmente, spero che lo facciamo tutti quanti, che chiunque agisca su Poveglia abbia anche le risorse economiche per poterle fare. Io do la mia piena collaborazione a questa associazione, ai loro cittadini, a chiunque voglia fare qualcosa che però abbia la sostenibilità anche finanziaria, non soltanto creativa. Gli elettori sono miei amici, sono miei cittadini, sono miei concittadini, io ci vivo in questa città, per cui loro sono è giusto che siano arbitri e se decidono di scegliere un altro progetto sarò il primo a farmi da parte con grande serenità. Il mio è un progetto semplicemente diverso da altri e credo che sia la volta buona per cambiare rotta, solo questo dico. Talento e onestà ho sottolineato. Sì, talento, onestà e merito, noi dobbiamo puntare ai giovani, io lo faccio perché sto rispondendo a una chiamata della mia coscienza. È una cosa che ho cercato anche di seppellire, ho cercato anche di non voler sentire, però non sono più disposto a stare sul famoso ramo dell'albero. Voglio per forza dire qualcosa, non voglio più girare la testa dall'altra parte. L'appello che faccio accorato a tutti i cittadini è: datemi una mano. Chiunque, ragazzo, anziano, giovane, donna, che ha delle idee, che vuole partecipare, magari se non fa la prima telefonata che non la trova, faccia la seconda. Le porte sono aperte a un progetto che deve essere di tutti. A Venezia comandiamo noi altri.